Lo avevamo annunciato ed è con noi il sindaco di Padova, Sergio Giordani. Grazie e buonasera. Grazie a voi, buonasera. Allora, sindaco, ha ufficializzato la ricandidatura? Sì, con la settimana scorsa ho deciso, ovviamente, però mi sono confrontato con mia moglie venerdì sera, sabato mattina da buon civico mi sono presentato come 5 anni fa di fronte ai pedocchi, mi ha accompagnato mia moglie stavolta. Che porta fortuna, no? Cioè, ha scelto quel luogo apposta scaramanticamente? Anche perché non lo sapeva nessuno, nemmeno io staff. Ho deciso venerdì sera, ho parlato con mia moglie, i miei figli, mia moglie ha detto ti accompagno volentieri, ho detto di chiedere alla stampa se veniva, sono venuti, l'ho fatto estremamente gentili, ho detto perché mi candido, perché voglio continuare, perché ho un'esperienza, ho fatto un'esperienza importante, ho uno staff importante, abbiamo fatto tante cose, però il mio partito è Padova, per cui io vorrei, dipende dai cittadini, non certamente a me, vorrei continuare l'esperienza per continuare a fare molte cose. Tante ne abbiamo fatte, i tempi sono più lunghi del previsto, c'è stato 2 anni di pandemia tremendi, però penso che abbiamo dato il massimo. Anche in questo periodo la macchina amministrativa non si è mai fermata, per cui è con mia grande soddisfazione. Guardi, ho tante cose da chiederle. Tra l'altro voglio salutare e ringraziare anche Valentina Visentin, nostra collega giornalista della redazione di Media Nord-Est di Padova, che è collegata e ci aiuterà in questa chiacchierata. Ciao Valentina. Sindaco, ma davvero una curiosità, come mai non l'aveva detto a nessuno, cioè non lo sapevano neanche i suoi assessori? Allora, in parte la ricandidatura un po' scontata, nel senso che tutti si aspettavano lei tornasse in gioco, in campo per i prossimi 5 anni. Ma come mai non l'aveva detto a nessuno? Ma seguo un po' il mio istinto, venerdì sera stavo riflettendo, a un certo punto ho detto a mia moglie, insomma, quasi 5 anni, l'altra volta mia moglie, quando ho detto mi candido Lucia, non è che abbia accolto con entusiasmo la mia idea. Di conseguenza stavolta invece mi ha aiutato, ho parlato con i miei figli, insomma, per me la famiglia è importante, se è sostenuto la mia famiglia, l'altra volta l'ho fatto con senso civico, stavolta ancora di più perché mi sostengono tutti quanti in famiglia, per cui spero sia lo stesso pensiero anche dei padovani, ovviamente. Però, ma cosa è cambiato? Cioè, diciamo, oggi la sua visione appunto è cambiata, no? In qualche maniera. No, sinceramente, io rispetto tutti i partiti, anzi ho bisogno di loro, il loro sostegno, però per me era importante presentarmi da civico senza nessuno, per cui ho deciso venerdì sera, sabato mattina ho detto ovvio, ma anche a voi l'ho chiesto se venite, grazie, e l'ho fatto in termini un po' scaramantico, un po' perché seguo il mio istinto, perché volevo un'altra volta essere davanti per occhi, che è un po' anche una casa dei padovani, per cui l'ho fatto, c'era un bel giornata, ho detto, facciamolo così. Molta gente lo chiedeva in continuazione, sembrava che fare il prezioso non mai va, insomma. Quando si vota? Io penso, però non lo sa nessuno, da quello che si dice la prima settimana di giugno, però con ufficialità non si sa, ovviamente. Senta, sindaco, vabbè, non nascondiamoci lei dietro un dito, le faccio subito la domanda. Ha visto, oggi c'è l'altro, almeno tra gli altri, c'è il suo principale avversario che è Francesco Peghin. Che ne pensa? Vi conoscete voi, no? Conosco, è stato presentato dall'onorevole Massimo Di Tongi, lo conosco, io ho fatto un grosso bocca al lupo, buon lavoro, non vado in cerca di polemica, assolutamente, per cui per me non esiste la polemica, per me esiste lavorare, fare i fatti, io sto continuando a lavorare, non sto tuffandomi nell'agone politico. C'è tanto da fare col PNRR, per cui per l'altro giorno abbiamo portato a casa ulteriori 20 milioni per fare tante cose per Padova, per cui non è che posso permettere di fare campagna elettorale in questo caso, la faremo con calma, tanto l'importante è lavorare per Padova, che è quello che mi interessa a me. Metto io un paio di polemiche che so che lei non coglierà conoscendola, però il primo aspetto è questo, c'è stato un bel dibattito, oggi ne abbiamo discusso questa sera, anche la Lega, il dopo Quirinale, poi magari mi dirà cosa pensa il Presidente della Repubblica, ma dopo è tutto quello che è successo. Cioè Marcello Bano, sindaco anni 90, dice ma cosa candidiamo noi nel centrodestra? La brutta copia di Giordani, cioè, le hanno fatto un complimento alla fin fine. Lei come l'ha presa quella definizione lì?
Io vado a me stesso, non entro nelle polemiche, manco a morire, perché non lo trovo neanche giusto. So che a voi piacciono queste cose. Non ce la faccio, vero? Non ce la faccio. È dura per me, detesto le polemiche. Io mi prendo un merito. In questi quasi 5 anni, 4 anni e mezzo, Padova è tranquilla e serena. Sono tutti tranquilli e tutti lavorano per Padova, dalle istituzioni a qualsiasi persona. È serenità, perché tutti hanno in mente un obiettivo, fare qualcosa per Padova, specialmente in questo periodo molto difficile, parlo di pandemia. Per cui queste cose non mi toccano assolutamente. Poi per quanto riguarda il Presidente della Repubblica, mai avrei sperato di avere una fortuna simile. Devo dire, ho festeggiato veramente, perché penso che abbiamo una fortuna incredibile. Avere il Presidente della Repubblica, di cui ho una simpatia e una fiducia estrema. Il Presidente del Consiglio, Draghi, per me è veramente eccezionale. Meglio di così non poteva andare. Ero un po' preoccupato all'inizio perché non riuscivo a capire cosa stava succedendo. I partiti se la sono un po' tirata, a fatto i soliti giochi. È la soluzione migliore, dice. No, penso che questa ipotesi sia stata condivisa da tutti quanti. Una grande ipotesi. Poi Mattarella è un amico di Padova, Mattarella che si è certificato ancora per l'Italia. E Mattarella è un amico di Padova, più volte. Un amico di Padova, perché l'abbiamo visto in molte occasioni, piuttosto che università, piuttosto quando siamo stati capitale del volontariato, è stato un onore ospitarlo, è una persona eccezionale. Mi ricordo ancora che quando scendeva dall'auto, la gente voleva vederlo, voleva toccarlo, nel senso stretto del termine. E lui, anche se c'era la sicurezza ovviamente che stava molto attenta, andava in mezzo alla gente e si parlava, persona straordinaria. Senta Sindaco, ha citato lei poco fa Bitonci, mi ha colpito una dichiarazione, era più o meno così il titolo del Mattino se non sbaglio, caro Giordani, adesso spendi bene i soldi che ti ho fatto avere. Stiamo discutendo dei famosi fondi che il Nord-Est aveva perso, il Veneto in particolar modo, perché comuni virtuosi, insomma. Lei, guardiamoci, lei che conosce e mi sembra di capire lavora molto bene col presidente dell'ANCI Mario Conte, sappiamo un po' com'è andata forse. Ecco, lì Bitonci le dà una stoccata, però si inserisce in un tema che sembra non aver seguito precipuamente, mi sembra di capire, cioè quei fondi in più che sono arrivati sul territorio. Se riferiamo ai 20 milioni che è stato Mario Conte, bravo, ovviamente, che ha lavorato molto in tutti i sensi, ma anche parlo di De Caro a livello nazionale, sono impegnati moltissimo, come il sottoscritto francamente. Era un problema di non andava giù che fossimo tagliati fuori, anche perché questi 20 milioni che non mi risulta abbia l'ha fatto altri, però ognuno può interessarsi a quello che vuole, se il tempo lo trova. È stato veramente Mario Conte, sì, si è adoperato in tutti i sensi. Infatti quando è venuto Maria Stella Gelmini esatto, a presentare il PNRR, in cui ci ha dato atto anche di aver fatto dei bellissimi progetti, li abbiamo incontrato assieme, per cui anche lei ci ha aiutato, per cui io ho una logica, al di là dei colori politici, a me interessa Padova, essenzialmente a me interessa Padova, cioè portare a casa queste risorse, ma piuttosto che altri 335 milioni per fare il tram, i 15 milioni del Pinqua per tutta la Racella, e abbiamo altri 40 milioni in ballo di richieste per le scuole, per la sanità. Abbiamo un momento eccezionale per quel che mi riguarda. Eccezionale in che senso? È stata una pandemia terribile, ancora adesso ne sopportiamo le conseguenze e ne stiamo, penso, venendo fuori grazie ai vaccini e grazie a tutti gli accorgimenti che stiamo facendo. Però cosa significa? Che adesso sono risorse incredibili. Per quello sono entusiasta, al di là delle persone, che sia rimasto lo stato attuale, Presidente del Consiglio e Presidente della Repubblica, perché l'Europa ha fiducia di loro. Avendo fiducia di loro, questi famosi miliardi che arriveranno sono vincolati, non sono a morte, non sono legati a una persona, gli altri sono vincolati a fare le cose e noi stiamo facendole, ma stiamo facendo noi come li sta facendo ovviamente l'Italia,
dobbiamo tutti quanti darci da fare per spendere al meglio queste risorse, che sono tantissime, ma ci sono solo se facciamo le cose. Paolo le sto facendo. Sindaco, però ho toccato un punto fondamentale, poi voglio lasciare spazio a Valentina Visentini, cioè la preoccupa questo aspetto qui, perché ci vuole una macchina notevole, il lavoro, la burocrazia, la corsa, gli uomini e le donne per scaricare sui fatti, no? Sul campo, poi tutte queste decisioni e cose da fare velocemente. Cosa la preoccupa nell'applicazione del PNRR per Padova? Devo dire che noi come comune siamo abbastanza ben organizzati. Io sapevo, per fare esempio del tram, mi hanno anticipato a suo tempo, ancora a luglio, guarda che avete fatto un splendido piano, sarete sicuramente premiati in termini economico, 335 milioni, per cui è da luglio che ci stiamo lavorando, ovviamente senza fare investimenti quando era possibile. E prima settimana prima di Natale abbiamo avuto la certezza, per cui in questo caso stiamo lavorando già in maniera molto fattiva. Chiaramente giugno 2026 per quanto riguarda l'amministrazione pubblica è domani, va bene, sono tempi cortissimi. Per fortuna noi abbiamo una macchina amministrativa, dirigenti capaci. A me preoccupa i piccoli comuni che magari sono organizzati anche nel loro piccolo bene, però le risorse sono diverse, ma anche comuni di altro tipo che magari sono meno organizzati, e questo può essere un grosso problema. Però ovviamente io mi preoccupo per Padova e penso che riusciamo a fare, noi stiamo già mettendo a terra il progetto, lavorando, abbiamo incrementato a suo tempo, no? Adesso ancora i dirigenti, per cui abbiamo una macchina amministrativa che funziona, grosso vantaggio per Padova. Certo. Per cui sono anche abbastanza tranquillo, bisogna ogni giorno controllare che andiamo avanti quei tempi. Quindi, io ripeto, giugno bisogna fare tutto operativamente, giugno 2026 deve funzionare già il tram, non è, sono multe elevate e grossi rischi. Sì. Valentina, domanda per il sindaco. E stiamo ovviamente parlando della linea quella di Rubano-Vigonza, quindi diciamo la linea la terza linea del tram, e gennaio 2023, che se non sbaglio sindaco dovrebbe essere il termine per presentare i progetti, è dietro l'angolo. E poi quindi insomma abbiamo già presentato il progetto, è già finanziato. Adesso dobbiamo fare in particolare, nello specifico, abbiamo detto partiamo da Rubano, andiamo a Vigonza, 18 km e mezzo di linea, tutto il percorso, ma in maniera puntuale, con un progetto specifico. Adesso dobbiamo fare la gara e affidarlo. E ci vorrà un anno e qualcosa per affidarlo. Parlo di Rubano a Vigonza, quello che taglia a Padova da est a ovest. Però i tempi ci sono, noi avevamo ancora un programma, ce la facciamo tranquillamente. Come in primavera partiremo col C3, quello che va a Volta Brozzo, avremo 3 linee, cambierà Padova perché queste 3 linee, quello attualmente il SIR 1 che parte da Ponte Gottardo e arriva alla stazione, abbiamo l'altro che va dalla stazione per quanto riguarda Volta Brozzo, e la terza linea che collega tutto. Avremo una possibilità di spostarsi a Padova 20 milioni di persone all'anno, 20 milioni, e qualsiasi a Padova può andare da un punto all'altro senza usare l'auto. Vuol dire una rivoluzione sotto l'aspetto ambientale. È importantissimo questo. Vuol dire che uno può andare all'ospedale, in questura, in università, in comune, qualsiasi posto, urbano, Vigonza. È una piccola metropolitana di superficie, ma che porterà 20 milioni di persone. A questo non vuol dire che non utilizzeremo bus elettrici, sono un'altra cosa. Questo è il trasporto di massa. Poi saranno gli autobus elettrici, e anche quelli a gas, a gasolio. Continuerà questo sistema, un po' alla volta passerà tutto elettrico. Ad esempio, se sono 66 autobus elettrici, arriveranno a fine anno, il prossimo anno. È già tutto previsto. Cambierà la logica dopo dello spostamento. Un altro grande progetto che lei sostiene è quello dell'alta velocità, che dovrebbe svilupparsi nei prossimi 5 anni, quindi questi 5 suoi possibili anni o altri anni a Padova, insomma, la vedranno impegnato anche sul fronte dell'alta velocità, che poi ridisegnerà tutto il quadrante della stazione. L'alta velocità, è stato finanziato già il progetto Vicenza-Padova. Sono in contatto continuo con Gian Marcello che è il commissario per l'alta velocità. Significa che l'alta velocità arriverà, secondo i tempi delle Ferrovie dello Stato, entro 6-7 anni, definitivo. Questo vuol dire che sarà completamente rifatto
Ponte Borgomagno, perché l'alta velocità non passa sotto, per cui bisogna per forza cambiarlo. Sarà rifatta la stazione completamente, non totalmente, ma a grande parte, perché l'alta velocità arriverà verso nord, binario 8-9. Di conseguenza sarà agganciato all'Arcella, che è uno dei nostri progetti per far sì che l'Arcella sia non isolata dalla stazione, ma un quartiere di Padova, un quartiere molto importante, dove sono 40.000 persone, per cui è quasi una città. Questo vuol dire che cambierà anche questo in maniera molto importante. Senta, lei ha citato l'Arcella, e di fatto l'Arcella, lo sappiamo benissimo noi padovani, è una città nella città. È curioso, io volevo tornare quindi all'inizio, che il suo principale sfidante nel suo video di lancio della campagna elettorale ha scelto anche lui l'Arcella, quindi è fondamentale per questa sfida, per questa prossima campagna elettorale, il quartiere Arcella? Per me, per quanto riguarda noi, è molto importante l'Arcella. Ricordo che abbiamo illuminato l'Arcella completamente a LED, ancora l'anno scorso, un anno fa. Adesso col PINQA, la qualità dell'abitare, stiamo sistemando completamente, è già finanziato, abbiamo già i progetti, con Figliacchi verrà ristrutturato completamente, l'ex CONI, il palazzina ex CONI, completamente, Piazza Azzurri d'Italia, completamente. Abbiamo già fatto il Cobacchini, ricordo, ancora 3 anni fa, è una pista atletica eccezionale, un palazzetto eccezionale. Abbiamo comprato l'area famosa, quella di fronte alla chiesa, l'area Valli. C'era una causa in corso ancora milionaria qualche anni fa, qualcosa come 8 milioni. Abbiamo risolto con i proprietari per 550.000 euro e penso a marzo cominciarono i lavori e verrà fuori un parco, panchine, luci, per cui molto gradevole. La cella sta cambiando sotto l'aspetto sicurezza, telecamere, illuminazione. Sindaco, tutto ne approfitto per un paio di cose ancora. So che lei ha i tempi strettissimi. La prima è legata proprio al tema dell'energia. Iniziativa, diciamo, per le famiglie più bisognose, adesso che c'è un boom di bollette, di costo per tutti noi, vorrei, se lei lo vuole ricordare, ma da amministratore ha pensato a un modo per risparmiare anche da questo punto di vista? Cioè, prendo l'esempio di altri, hanno scelto di spegnere le luci un quarto d'ora prima, accenderle un quarto d'ora dopo. Lei ha in mente una cosa del genere anche per far risparmiare l'amministrazione? Io prima stiamo ottenendo investimento sul LED, sì. Come abbiamo fatto l'Arcella, anche stiamo facendo Guizza, altri 5 milioni assieme a tutti i quartieri per mettere la LED. LED vuol dire un grosso risparmio sotto l'aspetto energetico, primo. Secondo, ho convocato qua insomma, chi fornisce l'energia, bisogna che troviamo un sistema per, non dico per abbassare, perché bisogna che il governo ci dia una mano. No, noi con risorse proprie possiamo fare qualcosa, specialmente per chi ha bisogno. Non riusciamo ovviamente a solvere questo grosso problema, sia gas che energia elettrica. Il governo ha già messo 8 miliardi di euro. Penso che ne vogliono molti. Io spero che il governo dia delle risorse ai comuni, perché penso solo i comuni sanno esattamente i bisogni che ci sono in questo senso. Ma ci daremo a fare anche noi, per chi ha bisogno, attraverso attraverso chi fornisce illuminazione e discorsi energetici, perché veramente anche un'azienda, una piccola azienda o grande che sia, quando vede la bolletta che è duplicata, triplicata, diventa veramente un grosso problema. Dopo bisogna cercare di risparmiare. Il risparmio va anche fatto singolarmente. Singolarmente vuol dire che ognuno di casa nostra possiamo abbassare il riscaldamento, possiamo far sì di chiudere le luci prima, ma penso che lo spreco che ognuno di noi fa sia molto importante, e se abbiamo un po' di coscienza sul livello civile, se ognuno di noi pensa a risparmiare in questo senso, dà un grosso contributo. Poi deve risolvere il governo certi problemi, assolutamente. Certo. Le chiedo una cosa, poi torniamo a Valentina. Intanto le anticipo la foto, lei con la moglie nell'incontro col Papa pochi giorni fa. Che emozione. Che emozione. E come mai siete andati? Poi venga una cosa politica. Non è una cosa politica, dopo le chiedo io un'altra cosa di politica. No, sono andato perché è un personaggio eccezionale il Papa, e per cui tanto che volevo conoscerlo, sono stato soddisfatto. Per me è stata un'emozione incredibile, per me e mia moglie, e oltre a conoscerlo volevo invitarlo a Padova. Io gli ho detto, non ho mai visto Padova, nemmeno Venezia, per cui ci spero.
ci spero molto. Nei miei sogni c'è a settembre, ottobre vedere il Papa qui, Prato la Valle, tutto il Prato la Valle pieno di fedeli, sarà una cosa eccezionale. Ci spero, io l'ho invitato e dopo conoscerlo, abbiamo per il Slovenia tante altre cose da far vedere, serve per noi un onore ospitare, anche perché se non sbaglio sono 40 anni che non viene il Papa e sarebbe un onore eccezionale. Devo dire che ma perché ha detto settembre-ottobre? Cioè già date possibili, se ne sta discutendo? No, assolutamente, i miei sogni. Io sono una persona che sogna e dopo cerco anche di realizzare i sogni nel più possibile. A me piace sognare, dire faccio questo, dopo cerco anche di farlo, francamente. Sindaco, la riporto con i piedi per terra. Guardi, settimana scorsa, qualche giorno fa, proprio qui a Ringa c'era Arturo Lorenzoni. A un certo punto gli ho chiesto, ma insomma lei appoggerà il sindaco Giordani nella ricandidatura? E sibillino, ma neanche troppo, Lorenzoni ha detto, ma perché si candida Giordani? Lei non aveva ancora ufficializzato, però cioè, oggi a distanza di qualche tempo c'è qualche attrito, c'è una divisione poi all'interno di quel movimento, si è un po' sparpagliato, come sono i suoi rapporti con Lorenzoni, se incide secondo lei ancora nella futura campagna elettorale, che vanno da soli? Guarda che Arturo, per quello che mi riguarda, ma penso sia reciproco, un amico, ho un ottimo rapporto, con lui ho collaborato in maniera fattiva, leale, corretta, non ho assolutamente nulla da dire. Quando decido di andare in regione l'ho aiutato, nonostante avessi provato a trattenerlo in comune per me era nel Sosa, poi ho deciso di andare, ovviamente gli ho dato una mano. Non c'è assolutamente problema. Forse non sapeva che mi candidavo, per continuare a dire vedrò, lui non sapeva nessuno, ma non c'è assolutamente problema. Poi ognuno fa le scelte che vuole, per fortuna siamo in democrazia. Per me i rapporti contano, per me Arturo è un amico, sta lavorando bene in regione, nessun problema, assolutamente. Valentina? C'è una parte di civismo padovano legato ad Orizzonti, che è il movimento poi che aveva portato Arturo Lorenzoni, che sembra che si voglia staccare, anzi l'ha proprio annunciato che non la appoggerà almeno al primo turno, se ci sarà ovviamente poi anche un secondo turno, ma l'abbiamo letto più volte nei giornali e non la preoccupa questa cosa? Io so che i consiglieri presenti in comune sono tutti con me, per cui nel senso mi appoggiano. Dopo Orizzonti fa le scelte che crede, non entro in merito dei desiderati degli altri movimenti o partiti, non mi preoccupo. Io mi preoccupo solo di una cosa, di fare cose fatte per bene, per Padova, continuare a lavorare, continuare a fare risultati, risorse, portare risorse, far sì che Padova sia vista in maniera magnifica, perché Padova è bellissima, ma è magnifica e bellissima per merito del passato, tutti i sindaci, non è merito mio, è del passato che hanno costruito tante cose. Siamo stati capitale volontariato l'anno scorso, è stato un lavoro incredibile. Pensate, mai una città italiana è stata capitale volontariato. Adesso è Berlino quest'anno, per dire, per cui un grande risultato. Patrimonio UNESCO, mai nessuno aveva valorizzato questa cosa. Non è che abbiamo fatto qualcosa in più, c'era già tutto, per cui merito all'assessore Colasio, tutto quanto la giunta che ha collaborato. Io ho un grosso gruppo di assessori, veramente di qualità, anche se ognuno di noi la pensa in maniera diversa come base. Alla fine io penso che la diversità sia un grosso vantaggio, perché ognuno media, pensa alle opposizioni. Non abbiamo mai litigato in giunta, ci dicevano a fine anno siete spazzati, a fine anno siamo stati benissimo, ha fatto tante quelle cose da far paura e sono molto soddisfatto. Ho uno staff che mi sta aiutando. Sindaco, l'ultima battuta, perdonami Valentina, anche perché so che ha tempi strettissimi, a parte la nuova piazza, no? il castello quando diventerà quello che si dice sarà meraviglioso, se ne parla da tanti anni, Sindaco, lei stiamo andando avanti. Lo sa per certo, appunto, adesso è un progetto che ama Colasio. Ma senta, l'ultima battuta, ho intuito, diciamo, nel messaggio politico che lancia la candidatura di Peghin due aspetti. Il primo è che questa città non deve attendere, no? Deve intervenire come se fossimo stati fermi in questo periodo, è un po' la critica che le muove. Il secondo è la sicurezza, quindi lo citava poco fa anche Valentina, quale sarà secondo lei il tema poi nel quale vi dividerete, vi scontrerete, probabilmente più di uno, però credo che lì puntino ancora una volta di più sulla sicurezza, nel criticarla, nel proporsi.
Io punto a fare cose, continuare con determinazione, con correttezza, a fare cose per Padova. Ognuno fa la sua polemica, non mi tocca, a me interessa fare cose. Per quanto riguarda la città sicura, basta parlare con i dati di fatto, basta parlare con il prefetto, questore, forza dell'ordine. Padova è una grande città sotto tutti gli aspetti, non ci rendiamo conto spesso volentieri della qualità di vita che abbiamo a Padova. È un'alta qualità di vita. È chiaro che se uno deve fare campagna politica lo farà certamente i complimenti a me, dice quanto bravo sei stato, non può farlo, ovviamente ognuno fa il suo. A me interessa andare avanti, lavorare, cominciare a fare le cose, continuare a perseguire tutti gli obiettivi che sono tanti e anche di nuovi, perché no, ce ne sono tanti da fare. Padova è una città che merita questo e merita altro. Grazie a Sergio Giordani, sindaco di Padova, grazie per essere stato con noi e grazie anche a Valentina Visentin. Grazie e buona serata. Così, anche perché ci avviciniamo, come avete capito, alla campagna elettorale di Padova, quindi seguiremo, incontreremo più volte il sindaco Giordani così come i suoi sfidanti. Grazie per essere stati con noi e buonanotte da Ringa.